ricca e non lo sa. Chi tiene una mamma è felice e non l'apprezza. L'amore di mamma è come la ricchezza, è come il mare, non fornisce mai. Pure l'uomo più malamente è ancora buono, si va bene a mamma. Che a mamma tutto darà e niente ti cerca. E si deve chiagnere senza perché, ti stringe forte e chiagna insieme a te. Da questa poesia l'ha scritta il grande Totò per la sua mamma. Io, oggi, alla mia mamma, voglio dedicare una torta. Ambresse, perché lei non era tanto brava in cucina, Quindi io le cose gliele misuravo nel bicchiere. Preparatevi il bicchiere perché facciamo sta bella torta tutti quanti insieme, per le nostre mamme. E uova intere e un bicchiere di zucchero. E iniziamo a montare finché non diventa una bella spuma. Adesso uniamo 3 bicchieri di farina, uno alla volta, piano piano, e mescoliamo. Secondo bicchiere di farina, terzo bicchiere di farina e uniamo anche un bicchiere di latte e continuiamo a mescolare. Adesso uniamo 100 g di burro oppure 100 ml di olio di semi di girasole. Questa è la mia mousse d'arancia, voi potete mettere un arancio grattugiato. Uniamo un po' di vanillina e mescoliamo. Nel frattempo facciamo quest'ultimo passaggio: accendetevi il forno a 175 gradi. Uniamo una bustina di lievito Pane Angeli, quello per i dolci, e facciamo l'ultima mescolata. Qua nel frattempo ho imburrato uno stampo, questo è 26 cm, in forma di ciambellina, e siamo pronti per infornare. Adesso in forno a 175 gradi per 35-40 minuti, ogni tanto gli andrà da un occhio. Questa torta la vado a farcire con il cioccolato, voi potete anche mangiarla così bianca, semplice, ma siccome noi siamo un po' più golosi e ci piace un po' più chiena, un pezzetto di cioccolata bianca, un pezzetto di cioccolata al latte e un po' di burro, e facciamo sciogliere. Eccola qua ragazzi, è pronta. Ecco qua, ci siamo. Hai visto il cioccolato che ho sciolto prima? Ecco qua, vedete? Ora ci faccio le siringhe di cioccolato. Sì, questa ovviamente è la siringa per i dolci, non è la siringa rosa. Ecco qua. Ecco qua ragazzi, mi era avanzato un altro po' di cioccolato e che facciamo? Chitam. Ecco qua. Bella cascata di zucchero a velo. Ecco qua ragazzi, la nostra torta per la festa della mamma è pronta. Il video ve l'ho pubblicato oggi in modo che voi vi potete comprare tutti gli ingredienti e far trovare questa bellissima torta alle vostre mamme. E mo' buona festa della mamma a tutti quanti.